Ciao da Luca Veneziano, siamo a Pesaro, una delle nostre associate di rilievo, quella che sta andando per la maggiore sui nostri siti web titanustv.it e lucaveneziano.it, è proprio qui a fianco a me, si chiama Luisa Furnari e lei si fregia della fascia di Miss Uella Marche per quanto riguarda Miss Italia, è stata una delle 100 finaliste a Salsomaggiore, ha ricevuto tantissimi contatti via email, centinaia di email di tutti gli amici che seguono le vicende della Titanus, in particolar modo quella di Luisa Furnari, e loro vorrebbero sapere un po' da te com'è stata questa tua avventura a Miss Italia, le tue emozioni, che cosa hai provato, qualche aneddoto. Allora, se non altro è stata una bellissima esperienza, anche se devo dire un po' faticosa, perché la sveglia era alle 6 della mattina, fino alle 2 di notte facevamo prove su prove, quindi diciamo molto bello ma molto faticoso. Del resto il mondo dello spettacolo richiede questo, molto impegno, molta costanza, io diciamo che ce l'ho messa tutta e è andata come è andata. Sono felicissima così e ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto. In quanto a Mike Bongiorno, Loretta Goggi, raccontaci un qualche cosina di più, dai, so che ha fatto degli apprezzamenti, che insomma sei piaciuta Mike, anche Loretta ti ha apprezzato. Poi per non parlare di cameraman, giornalisti, perché anche quanto è stata esclusa, diciamo così, che non è passata tra proprio le ultimissime, nonostante tutte era la più seguita da cameraman e giornalisti. Qualche cosina su Mike? Sì, diciamo che Mike Bongiorno mi ha notata subito, appena mi ha visto non credeva che avevo solo 17 anni e mi ha fatto un apprezzamento e diciamo che ha un po' di manie di protagonismo, però è molto simpatico come viene in televisione e nella realtà. Loretta invece? Loretta, guarda, io penso che sia una persona molto ma molto simpatica, a noi ragazzi a tutte 100 ci dava dei consigli, per come diciamo entrare nel mondo dello spettacolo, soprattutto dei consigli da lei sono molto apprezzati, dato che è una donna che ha 40 anni alle spalle di esperienza, se non di più. È naturale, poi da una come la Goggi un consiglio è sempre comunque ben accetto. E poi ti sei intrattenuta proprio fino all'ultimo oppure sei tornata a casa e hai visto la finale a casa? No, sono rimasta lì tutti i 4 giorni, anche perché anche chi veniva eliminata subito il giorno dopo doveva fare sfilate, lancetti, balletti, interviste, foto, quindi era sempre impegnata comunque. So che hai ricevuto anche qualche regalo, no? Giubbotti e qualche altra cosa, sì. si possono dire oppure qualche giubbotto? Ci hanno riempito di cose, ci hanno regalato dalle valigie, dai trucchi, dai giubbotti, i vestiti, di tutto, quindi sto bene per un pezzo. Per un bel pezzo, bene, sì. E poi un'altra cosa che ti volevo dire, in questo momento sei fidanzata perché qualcuno, anzi più di uno, lo richiede, ma Luisa è fidanzata, c'ha, come si dice qua nella Riviera Adriatica, il moroso? No, ancora per il momento no. Allora ragazzi, libera, mandate email, continuate a mandarli perché non si sa mai, Luisa potrebbe anche valutare. Quest'anno Luisa frequenta quale? Che scuola Faccio frequenti? il quarto anno e quest'anno ho cambiato scuola, faccio scuola privata perché con gli impegni vari sono più libera e mi rimane più comodo. Qualche viaggio che ti piacerebbe fare, magari anche con un personaggio qualsiasi di tuo gradimento, un viaggio intorno al mondo dove? Un viaggio mi piacerebbe l'America. In America? Anche da sola ovviamente. Anche da sola, Ci sarebbero parecchi degli associati Titanus che ti accompagnerebbero ben volentieri. Allora, come ho promesso e come mi hanno chiesto di fare parecchi dei ragazzi che seguono la Titanus TV, ho promesso di dare un bacio da parte di tutti loro a Luisa. Io lo faccio ben volentieri perché lei oltre ad essere una carissima amica che conosco veramente da sempre, è una ragazza veramente, veramente giusta. Allora, Luisa, gli ultimi saluti sono tutti tuoi, per gli amici, chiudi pure te con i saluti agli amici che ti hanno sostenuto. Ringrazio a tutti le persone che mi hanno sostenuto e mi hanno portato avanti per questa esperienza, senza di loro non ce l'avrei potuta fare, quindi grazie, un bacione, ciao! Ciao a tutti, alla prossima!